non creiamo allarmismi perché veramente non c'è diffusione, non c'è nessun rischio. Il direttore generale Benazzi invita ad evitare allarmismi dopo i 2 casi di tubercolosi registrati in una scuola primaria dello Pitergino Mottense. Nell'istituto proseguono gli accertamenti volti ad escludere eventuali ulteriori possibili casi di malattia. Altri 24 bambini venuti in stretto contatto con la maestra, a cui è stata diagnosticata la TBC, sono stati sottoposti al test Mantoux insieme ad una 60ina di dipendenti della scuola. Sono invece risultati tutti negativi, familiari della stessa insegnante. Intanto il bambino, il primo a cui è stata diagnosticata la malattia, è stato dimesso ieri e sta proseguendo la terapia a casa. La maestra, risultata inizialmente positiva al test Mantoux e alla quale è stata riscontrata la tubercolosi con i successivi accertamenti, si trova ricoverata nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello. Verrà avviato anche per lei il percorso terapeutico, il quadro clinico resta importante. Nel frattempo continuano gli approfondimenti radiologici sui compagni di classe del bambino colpito da tubercolosi. 20 alunni su 21 infatti sono risultati positivi. Basta un contatto minimo, ecco, e quindi di conseguenza si crea una reazione, quindi si crea la difesa dell'organismo. Assolutamente questo è normale, succede a tutti. Io credo che comunque il fatto poi che non ci sia stata un'infezione che ha colpito tutti sia già un segnale importante.